Ore convulse queste per l'alleanza di centrodestra. Abbiamo visto in una notte morire l'alleanza e poi ricostituirla sul nome appunto di Elisabetta Alberti Casellati, un risultato positivo per voi? Sì, non solo per noi e per Padova, credo che per tutto il Veneto, ma vorrei dire Elisabetta è un personaggio nazionale, un personaggio stimato per quello che ha fatto sia prima nei governi Berlusconi e all'interno del Senato, come poi al Consiglio Superiore della Magistratura. Abbiamo visto un Berlusconi un po' scuro in volto, come se comunque non abbia gradito alcune mosse della Lega. Ma il tema è che Paolo Romani era un ottimo candidato, era il candidato indicato da noi in prima battuta e sinceramente la modalità e l'alibi con il quale si è cercato di mettere in discussione questa candidatura non è piaciuta e non era giustificata. Queste elezioni hanno visto ovviamente primeggiare la Lega su Forza Italia e questo potrebbe avere delle ricadute anche in ambito locale. Si vota prossimamente proprio alle amministrative e ancora non è stato fatto un nome definitivo per Vicenza. È discesa in campo Elena Donazzan chiedendo delle primarie. No, c'è un candidato che è l'avvocato Mantovani, che è il candidato di Forza Italia della Lega, che in questo momento è quello indicato in verità da qualche mese. È evidente che nessun punto deve essere definitivo a tutti i costi, anche se chiaramente ci sono già dei punti fermi, partiamo da quelli e vediamo come fare in modo che anche per le amministrative il Veneto possa essere appannaggio di questa alleanza di buon governo. Anche perché la Lega ha già detto che se ci saranno delle primarie vorrà esserci anche lei con i suoi candidati. Sì, ma le primarie, voglio dire, sono, insomma, gli incontri come quello di oggi sono incontri che appunto servono proprio perché si trovino quegli accordi, si trovino le candidature migliori e si vada nella direzione giusta. Quindi il messaggio a Elena Donazzan è, come si usa dire in questi giorni, che va molto di moda, fare un passo indietro? No, non c'è nessun passo indietro da fare. Elena era qui con noi fino a poco fa, abbiamo ragionato e lavorato su vari temi, tra cui Vicenza, e non ci sono né passi avanti da fare né passi indietro da fare. Nel momento in cui servisse si fanno i passi in avanti e quando serve si fanno passi indietro. In questo momento non c'è da fare né uno né l'altro.